raga! Andiamo, dai! Forza, forza! Accademia Trapani. Non manca un altro allora. Non c'è. Ah, ma no, Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti alla sfida che apre il campionato di eccellenza sia per il Bagheria Città delle Ville sia per l'Accademia Trapani. Un saluto qui da Gabriele Rispetta dallo stadio comunale di Bagheria, dove andrà in scena la sfida tra due realtà tra le più interessanti del campionato massimo regionale, dove torna il Bagheria dopo la vittoriosa stagione precedente in promozione, dove è confermata l'Accademia Trapani dopo una ottima annata, dove ha anche assaporato le parti più alte della classifica. Andiamo con le formazioni, iniziando da quella di mister Tomasello, con il Bagheria che schiera Cannizzaro in porta, poi Cristian Costa, Ballariano, Petrullo e Florio dietro, con Alessandro Costa, Caracappa e Scalisi più davanti. Il reparto offensivo invece ha affidato a Ordonez, Girgenti e Giglio. Per quanto riguarda invece l'Accademia Trapani, 4-2-3-1 di mister Amoroso, con Mistretti in porta, poi Genna, Lamen, Sentons e Ravazza saranno i difensori, Campanella e Dembambai saranno i due mediani, Rafinha, Pizzo e Buongiorno agiranno alle spalle del bomber Secan. Direttori di gara per il match di oggi saranno il signor Vivacqua Calogero della sezione di Agrigento, così come i suoi due assistenti, ovvero il signor Mangiapane Giuseppe e il signor Mattia Boris Rizzo. Tutto pronto per cominciare questa domenica, che è una domenica di tanti inizi, seppure entrambe le squadre hanno già iniziato la loro stagione nel doppio impegno di Coppa. Il primo pallone sarà per i bianchi di mister Tomasello, che attaccheranno verso destra del vostro schermo nel corso del primo tempo. Il primo pallone lo tocca quindi Girgenti. Si può iniziare, primo possesso quindi per il Bagheria, che prova subito a cercare i centrocampisti, a cercare le menti di questo schieramento. Accademia Trapani invece con il suo solito completino nero-verde attaccherà dall'altra parte del campo, almeno per questa prima frazione. Primo contrasto subito ai danni di un giocatore del Bagheria, ma avere la peggio in realtà è proprio colui che aveva fatto fallo lì al centro del campo, ovvero Secan, bomber della passata stagione, nonché capitano oggi per i trapanesi. Batte il calcio di punizione il Bagheria, allora con calma prova subito a trovare la prima verticalizzazione, a cercare proprio Girgenti. Per Giglio, può metterla al centro, deviazione qui da parte del numero 15 Lamen. Allora subito calcio d'angolo, subito propositivo il Bagheria, che prova a farsi vedere alle parti del portiere avversario. Palla sempre per Giglio, che decide di lasciare questo calcio d'angolo sotto la nostra postazione al numero 10 Girgenti. Con lo schema ex giocatore del Cus Palermo, prova adesso ad andare col destro in area di rigore, spizzata lì al centro dell'area piccola da parte del numero 19 Caracappa. Uno dei più propositivi sicuramente quando si parla di gioco aereo, così come il destro di Girgenti, che può ovviamente mettere nelle condizioni giuste i suoi compagni. Ci riproverà adesso a distanza di qualche secondo dal primo tentativo. Di nuovo che arriva al centro, stavolta lo prende un giocatore dell'Accademia. Comunque è sempre rimessa per il Bagheria, che per ora
schiaccia dietro l'Accademia, ma siamo solamente nel corso del secondo minuto di questa partita che, come detto anche in precedenza, apre la prima giornata per Bagheria e Accademia, apre quindi il campionato di eccellenza. Scambio qui tra Caracappa e Scalisi, nuovo volto, gli ultimi annunciati in casa Bagheria, lascia qui il pallone un'altra volta per la battuta di questa touche, ancora Girgenti sotto la nostra postazione, prova a ottenere una rimessa oppure un calcio d'angolo. L'ultimo tocco qui è del numero 8 dell'Accademia, Dembambai. Allora sarà sempre Girgenti che adesso però chiama a sé Giglio per battere forse corto questo calcio d'angolo, e comunque il numero 7 dell'Accademia, Buongiorno, lì a restare forte, mette comunque il pallone al centro Girgenti, scavalcato un'altra volta però il suo compagno, il numero 3 Costa. Dall'altra parte del campo può ancora giocare il Bagheria, inizio propositivo della squadra di mister Tomasello. Adesso aspettiamo che venga battuta anche questa rimessa laterale. Ancora non è protagonista qui di un ping pong tra maglie bianche e maglie verdi. Alla fine l'ultimo tocco è di Costa, allora di nuovo palla per l'Accademia che può finalmente girare la sfera lì nella propria metà campo, rischia qualcosa da Mbambai, poi alla fine va dalle parti destra dello schieramento trapanese a cercare poi davanti la corsa di Pizzo e il suo talento. Occhio anche ovviamente ai tanti nuovi volti nella formazione di trasferta, tra cui anche Rafinha, Rafael Jesus Pires, chiamato comunemente con il suo soprannome. Adesso qua lo scatto proprio di Giglio che ha provato a farsi vedere, fermato e bene dal numero 3 avversario Ravazza. Ora occhio a Secan che prova a liberarsi in velocità, ancora Secan, arriva in rigore, la sterzata è il destro, la può stoppare senza particolari problemi Mistretta, e poi rilancia questo pallone con il destro, pericoloso per la corsa e il talento sulla parte di campo del numero 9 Ordonez. Si è fatto già vedere per le sue qualità nelle ultime partite, la prima con la maglia del Bagheria. Qua c'è un fallo commesso proprio dal numero 9 che stava rientrando prepotentemente verso la sua metà campo per riprendere questo pallone. Quinto di gioco, Bagheria 0, Accademia 0. Adesso aspettiamo ovviamente il fischio del signor Vivacqua che è arrivato, allora può andare lontano Campanella dall'altra parte del campo dove spunta la corsa di Ravazza, già propositivo il numero 3 che nello schieramento giocherà come esterno sinistro di difesa. Ora va di nuovo a occupare i ruoli più arretrati dello schieramento di mister Amoroso su questo calcio d'angolo. Lui non è uno specialista, quindi lascia fare ai suoi compagni che sono diversi in area di rigore. Vediamo anche un po' con lo zoom per vedere quello che succederà in aria. Pallone che arriva lì, esce perfettamente Cannizzaro dopo la parata sicura di qualche istante fa. Il numero 1, anche lui, il nuovo acquisto del Bagheria, ci fa trovare pronto con i pugni. Messa in fase offensiva per l'Accademia che prova a girare. Arriva il destro al centro, un'altra volta provato Cannizzaro, stavolta meno convinto delle precedenti. Secan può arrivare su questo pallone, lo ricicla per Dembambai che prova il destro a giro. In realtà era un servizio al centro dell'area di rigore non capito perfettamente da Rafinha che si era inserito bene in mezzo a una serie di maglie bianche. Ci ha provato Rafinha a farsi carico dell'attacco dei suoi che ancora è a secco dopo 2 partite di Coppa contro il Marsala. Adesso batte Cannizzaro anche con una mezza finta, può giocare quindi il Bagheria. Preciso qui il pallone di Scalisi, di prima a girare verso il reparto offensivo, affidato ovviamente alle qualità
di Giglio, Ordonez e Girgenti. Prova Campanella a rimettere pericoloso questo pallone. Poi c'è una trattenuta non segnalata dal signor Vivacqua. Può andare quindi il Bagheria. Tutto buono per il fischietto agrigentino. C'è ancora Giglio che arriva al controllo, aspetta e poi riesce a servire il suo compagno più arretrato. Adesso è il turno del numero 19 Caracappa. Sempre Giglio mette il pallone al centro. L'idea non era per niente male, ma Mistretta con i tempi giusti riesce a anticipare Scalisi, che si era inserito, come insegna il manuale, la buona mezzala. Tra Campanella che gioca proprio davanti ai difensori, prova a lanciare per Secan, pallone irraggiungibile per il numero 19. Cagnizzaro sceglie di farlo scorrere fino a quando non esce direttamente fuori dal prato erboso del campo comunale di Bagheria. Ottavo che si chiude adesso, dei 45 previsti per questo primo tempo. Può andare ancora la formazione di casa con Scalisi che ha tanto spazio, può andare il numero 8 allora. Ancora Scalisi, si propone in velocità Girgenti, è buona idea, Girgenti la tocca Mistretta in qualche modo, è arrivato poi come un treno, Centonze, ha rischiato qui l'Accademia, bravo soprattutto Scalisi a mettere in corsa Girgenti che poi ha provato ad andare direttamente in porta. Mistretta l'ha toccata di quel tanto che basta e poi Centonze ha avuto lo spunto giusto per anticipare Girgenti, che era promesso sposo della porta, fermato proprio dal numero 13. Adesso calcio d'angolo dall'altra parte del campo rispetto ai precedenti per il Bagheria, comunque propositivo. La gara è partita bene. Chiama ancora uno schema a Girgenti che batte pure a sinistra, arriva sempre Centonze, una certezza di dietro. Deve lottare Costa, ma viene rubato questo pallone al numero 3 del Bagheria da parte di Genna, che poi ha provato a correre sull'altra fascia rispetto alla sua di competenza. Lui che gioca a destra infatti trasloca subito nel suo out opposto. In quella parte c'è Ravazza che ha battuto questa rimessa non perfetta però per Centonze, che poi ha provato subito a rilanciare in avanti. C'è sempre Secan che è sempre una minaccia, pallone buono per il 19, arriva in area di rigore, riesce in qualche modo a toccarla un'altra volta Pizzo, poi viene fermato però Secan. Sempre una minaccia, come abbiamo detto poco fa, il numero 19. Qua sembra però che si alternino molto Pizzo e Secan, con Bongiorno che là a sinistra ha già messo il pallone al centro. Lotta al centro del campo adesso tra due giocatori avversari, prova in qualche modo a mantenere il pallone, Giglio non ce la fa. Comunque la scodella arriva a Cannizzaro che lancia lungo dove c'è Ordonez, ottima idea, può andare il numero 9, si propongono i suoi compagni d'attacco, il pallone per Scalisi che si è inserito bene, arriva a rimorchio Giglio, o almeno quella era l'idea, un'altra volta Centonze, però sicuramente il migliore dei suoi, con un'altra chiusura importante. Lo scambio ancora quasi involontario, può giocare il Bagheria, ultimo tocco sempre di Pizzo, c'è un giocatore trapanese a terra, infatti chiama un attimo di pausa il signor Vivacqua perché c'è da monitorare la situazione attorno a Rafinha, se non vado errato il numero 10 dell'Accademia Trapani. Bagheria sempre propositivo questa prima parte di partita. I bianchi di Tomasello stanno facendo la loro prestazione nel corso di questi primi 11 minuti. Sempre Scalisi a cercare lontano Girgenti che trova il tiro qua. Il Bagheria, conclusione che si alza troppo. Ci ha provato numero 4 Pretù. Può andare quindi a battere Mistretta, a riprendere lui il pallone che ha terminato nelle parti più nascoste del campo comunale di Bagheria. Mette corto verso Lamen, corre il numero 15, ancora
Idea ottima per di Rafinha, quella che arriva al centro dalle parti di Buongiorno. Arriva la chiusura parte del Bagheria, ha rischiato però qui l'Accademia sa ripartire in velocità. Termina adesso il 12°, 0-0 ancora. Pallone per Nero Verdi, bensì per Cannizzaro, quindi l'ultimo tocco è stato del numero 7 Buongiorno. Rimessa al fondo per Cannizzaro. Scuola Palermo e Trapani, il nuovo portiere del Bagheria. Dal rilancio adesso sempre nella parte mancina del campo, quella più pescata in questi primi minuti da Cannizzaro, poi non riesce subito la manovra qui al Bagheria, però è buona idea per Giglio, ancora una volta davanti alla porta Giglio, fermato da Mistretta ma era tutto fermo, fuori gioco, segnalato da uno degli assistenti del signor Vivacqua. Calci di punizione quindi per l'Accademia Trapani, era alta la bandierina nel guardaline. Può giocare quindi Campanella tra le proteste non celate della panchina del Bagheria. Sempre la Figna, pallone che arriva al centro, respinge la difesa del Bagheria, poi ancora una volta Campanella prova a girarsi col sinistro, il poi rimane lì in aria, alla fine non è preciso il tocco di Secan, che dà comunque un 5 al suo compagno di reparto, forse poteva fare meglio. Palla per Cannizzaro. Scontro, due giocatori, pallone per il Bagheria, non c'è gioco pericoloso, può andare quindi la formazione di casa ancora con Giglio, sempre un problema lì sulla fascia destra, lotta ancora Giglio che poi fa fallo per quanto riguarda il signor Vivacqua, aiutato anche dal suo guardaline, fallo di Giglio ed è calcio di punizione quindi per l'Accademia. Canta Giglio, 111, aspetta, avanza anche qualche metro in maniera veramente scaltrante, anche se stiamo parlando di metri, ma tutto conta in queste partite che sono equilibrate, sono a inizio campionato. La Campanella qua rischia un dribbling, rischia anche di perdere il pallone, poi Imbaie prova a girare dove c'è Ravazza, pallone impreciso da parte del numero 8, ha rischiato poco prima Campanella, poteva essere un jolly da utilizzare questo per il Bagheria, l'errore in fase di primo possesso del mediano dell'Accademia Trapani, che di solito questi errori non li fa. Ancora una volta a toccare per ultimo Buongiorno, che adesso sta giocando la fascia sinistra, si alterna spesso con Pizza e con Secan, mentre rimane sempre fissa a destra Rafinha. Sempre per il Bagheria. Scalisi prova a riciclare questo possesso, lo fa bene, sempre a cercare la corsa di Giglio, lo chiudono sia Lamen che Ravazza. La palla è sempre per Mistretta, siamo nel corso del 16°, Bagheria e Accademia provano a voltare pagina dopo il doppio confronto di Coppa, entrambe le squadre sono state eliminate. È un impegno accessorio la Coppa, però è anche un monito per il morale, per migliorarlo anche all'inizio di un campionato durissimo, sicuramente per entrambe, così come per tutte le altre 14 contendenti di questo bellissimo girone A. Gioca ancora Bai, prova il destro, il numero 8 Dembambai, è arrivato lì il pallone. Un invito a nozze per il centrocampista trapanese, che però colpisce male. Allora, quando siamo al 17° c'è un'altra rimessa al fondo, però all'altra parte del campo, dove andrà Cannizzaro con i piedi. Va corto, cercare i centrali. Ancora Bagheria
Sbaglia qui però la fase di prima impostazione, formazione di casa, poi aspetta un attimo alla fine a regalare il pallone agli avversari, a ricompattare dietro i suoi, anche se non c'era bisogno di tanto movimento da parte dei neroverdi, che erano già ben messi in campo in attesa della prima giocata del Bagheria in questa azione. Ci prova adesso subito in questo rilancio a cercare un'altra volta Girgenti, riprende palla, poi Ordonez, ancora una volta Giglio può giocare lo scambio con il numero 9 che non è preciso, c'è comunque Girgenti che arriva sul pallone, e in area il 10, pallone al centro, a cercare un'altra volta l'inserimento di Caracappa. Manu, arrivaci, ma! Erano in 5 dentro l'area di rigore, oltre ai 3 attaccanti, anche Scalici e Caracappa. 18esimo. Sarà fondamentale anche il gruppo di centrocampisti nel corso di questa partita. Gli inserimenti però di Caracappa e di Scalisi possono essere determinanti, così come quelli di Dembambai. Le giocate di Campanella per l'Accademia, così come questo rilancio per Secan. Esce Cannizzaro con esperienza di testa a leggere perfettamente questo rilancio del mediano avversario. Pallone ancora in campo, può giocare quindi Dembambai, anche se non è preciso nel controllo. Prova subito il filtrante, Bagheria che perde un'altra occasione. Questo filtrante sballato parte di Centonze, sinistro a cercare il suo compagno di reparto nella difesa a 4, ovvero Lamen. Si propone molto, largo a destra, Genna, ha cercato lo scambio con Rafinha ma si è chiuso tutto con un nulla di fatto. Palla ancora per l'Accademia, siamo quasi arrivati alla metà del primo tempo, 0-0 ancora qui al Comunale di Bagheria, con i nerazzurri oggi però in tenuta bianca del Bagheria di Tomasello, che sono alla ricerca del gol che possa aprire le marcature in questo campionato. Idem per i neroverdi di Amoroso, che adesso giocano lì a destra ancora con Genna. Troviamo anche Azzurmore per aiutarvi la comprensione di questa azione. Rimane lì il pallone, non esce il Bagheria, non riesce a penetrare nell'area di rigore l'Accademia. Ci prova adesso ancora con Genna, cross che arriva al centro dove stacca più in alto di tutti Buongiorno, ma riesce a prenderla senza problemi Cannizzaro, che adesso penserà a andare al rilancio lungo. Si scontra quasi con Secan, proteste velate da parte del numero 1 che adesso va lontano a cercare sempre la corsa dei suoi attaccanti, che sono una spina nel fianco nella difesa trapanese, così come Gio che sta correndo tantissimo, ma in questo momento è ben arginato soprattutto da Centonze, che gli ha chiuso la porta in faccia 2 volte nel corso della gara. Quando era tu per tu con la porta è entrato lui in anticipo e gli ha detto no. Ultimo tocco qui di un giocatore neroverde. Allora palla per il Bagheria quando siamo al 21esimo di gioco. Si propone ancora Girgenti, esce bene Dembambai, Costa la lancia, poi preferisce tornare indietro Capitan Florio, poi c'è Cannizzaro, riprende palla ancora Mbai. Campanella, un'altra scodella del numero 14 a cercare sempre Secan, ma Cannizzaro è una certezza su questi palloni alti. Secan forse qua voleva un pallone rasoterra filtrante che potesse dare adito alla sua importante velocità, che possa ovviamente essere più utile e affine alle sue caratteristiche, che sono importanti, caratteristiche da bomber di categoria, così come ha dimostrato nella passata stagione. Ancora Florio a anticipare la corsa di Pizzo, che adesso gioca più a destra. Ovviamente il ruolo di Luca Pizzo è da studiare nel corso di questa gara, soprattutto per la difesa di Tomasello. Poi è ripreso un'altra volta da Cannizzaro, la lotta serrata tra Secan e Costa continua anche in questa occasione.
Esce benissimo il Bagheria, ancora un Caracappa a cercare la corsa largo a destra di Giglio, che prova a ubriacare Ravazza, anche se il numero 11 continua ad avere il pallone col sinistro, a girare, la prende Girgenti, era tutto non buono perché arriva con qualche secondo di ritardo la segnalazione del signor Bivacqua, che ha già alzato la bandierina. Invece il primo assistente, il signor Mangiapane, più vicino alle panchine. Adesso riprende palla il Bagheria, ancora lì sulla fascia destra, che sembra adesso essere quella più cavalcata dai giocatori bagheresi, mentre quella sinistra, con Ordonez soprattutto, cercata più dei rilanci di Cannizzaro, ma per ora meno utilizzata nel corso delle giocate palla a terra dei ragazzi di mister Tomasello. Batte Mistretta, dove c'è Lamen in lo scambio con Dan Bambai, e può andare quindi il numero 8, che si alterna adesso a un Campanella nel ruolo di mediano in posta. Centonse non sbaglia la giocata, forse sbaglia un pochettino la posizione Ravazza. Adesso ancora pallone buono per Girgenti, che prova a centrarsi, fermato da Mbambai, l'abbiamo visto in HD, il fallo del numero 8 che deve per forza di cose stendere con le cattive Girgenti, che mi stava proponendo con intensità e con curiosità dalle parti di Mistretta. Calcio di punizione, può essere la prima grande occasione della gara per il Bagheria per cercare di sbloccare questo match. Sfrutta questo momento quasi tutto il manipolo di giocatori di mister Tomasello per andarsi un po' a dissetare, visto che sì, è inizio del campionato, sì, siamo a settembre, ma ancora dal punto di vista tecnico siamo in estate e le temperature ci danno ragione, e quindi è anche complicato per i ragazzi essere concentrati al 100% in questa gara. Adesso bisogna fare centro, bisogna fare quello per cui sono stati chiamati questi ragazzi, che stanno conversando davanti al pallone. Sono Giglio e Girgenti. Vediamo chi va dei due. Va Giglio! Ha rischiato qui l'Accademia sul tentativo di Giglio. Stretta saluta amabilmente il pallone che va fuori, tocca la rete difesa dal numero 1 dell'Accademia, sì, però non tocca quella giusta, ma quella sopra la porta di Mistretta. Poi è un ottimo rilancio questo di Lamen, giù Lamen, che chiede scusa ai suoi. 25esimo adesso. Ancora pallone dibattuto lì al centro del campo, prova a farsi vedere Buongiorno, lo scambio non si chiude, allora può andare lontano Florio. Lamen un'altra volta lontanissimo, ora vanno più volte allo scontro i giocatori in campo, soprattutto lì nella parte centrale del terreno di gioco, dove prova adesso a farsi vedere Girgenti, colpito senza fallo, può andare quindi Centonse in una inedita posizione di terzino sinistro, prova a farsi vedere Centonse, non si capisce con Secan, va Buongiorno a dare fastidio agli avversari, parte per un contropiede di Bagheria, sempre con la corsa di Girgenti, adesso traslocato a destra, pallone che arriva al centro, la tocca Lamen, un'altra volta lui a salvare tutto, c'era sempre Giglio lì nei pressi dell'area di rigore, calcio d'angolo, lo batterà ovviamente il 10, che stanco, prova comunque a farsi vedere. Ex Dattilo Cus, l'ultima stagione, anche lui quindi ha fatto il salto tra promozione e eccellenza, però con una maglia differente, con quella Bagheria adesso. La nostra postazione può battere Kevin Girgenti, che arriva al centro della sua terra, c'è un tocco con il petto, forse con il braccio di Pizzo, che poi prova a lottare, fallo su Luca Pizzo, si lamenta Scalisi, sembrava più un tocco con il petto, con la pancia di Luca Pizzo, ma ovviamente il Bagheria ci ha provato a ingannare un fischio qui
per quanto riguarda il signor Vivacqua. Va lontanissimo ora Campanella, pallone che però può diventare pericoloso con la presenza di Secan, ma Cannizzaro un'altra volta dimostra sicurezza tra i pali e soprattutto autorità in aria. Rilancio verso la corsa sempre di Giglio, si alterna continuamente con Girgenti lì sulla fascia destra, un po' più silente in questa prima parte di gara sicuramente Ordonez. Lamen torna dove c'è Mistretta, ancora per Lamen, non è che passa qui di Campanella, prova a correre largo a destra, Pizzo fermato un'altra volta da Cannizzaro, ottima chiusura del numero 1 che esce basso e convinto, può ripartire Sibagheria, squadre un pochettino più spaccate, il rilancio era per Ordonez ma il pallone è impreciso, allora si perde sul fondo. 28esimo adesso, 0-0 ancora tra Bagheria e Accademia Trapani. Centonzi, Lamen, lotta con il pallone Rafinha, lo scavina a cercare un'altra volta Secan, riesce nella chiusura però Florio, allora ancora una volta Ordonez ritorna nella sua metà campo, prova a girare questo pallone, non ci riesce. Dembambai, fermata anche la sua verticalizzazione, ritorna il pallone numero 8 che lo scambia col suo compagno di reparto Campanella, che adesso va a sinistra. Ravazza, il controllo è per lui, lascia a Buongiorno, rimpallo che potrebbe favorire Secan, esce comunque senza particolari problemi Costa, lascia poi lì il pallone il Bagheria. Siamo quasi alla mezz'ora, stiamo per toccare il 30esimo minuto. Bagheria 0, Accademia 0, partita molto bella nei primi minuti, intensa, soprattutto con un Bagheria che ci credeva sicuramente con più verve, poi però è arrivata la fase di stasi anche di questa partita, nella quale entrambe le squadre stanno più studiando, stanno anche forse risparmiando qualcosa per il gran finale di questo primo tempo, e anche ovviamente per il secondo. Ci sono delle importanti qualità in panchina per entrambe le formazioni, però in questo momento i 22 in campo sembrano essere soluzioni migliori per entrambi i mister. Prova adesso Secan a girare verso Rafinha, pallone colpito però da Pizzo, deve lottare poi il numero 10 dell'Accademia e lo fa con la ruleta, ancora Rafinha, grande giocata del numero 10 che poi prova lo scavetto a cercare un'altra volta Secan. Cannizzaro è sicurissimo, un'altra volta nell'uscita, gioca tutta area di rigore il portiere del Bagheria con un'altra grande lettura. Adesso occhio a Ordonez che però si lascia un po' trasportare dal rientro dell'Accademia e quindi preferisce rientrare a sua volta nei propri ranghi e soprattutto dei propri difensori. Sempre Ordonez, ancora una volta a rinvenire un po' da pivot, da sponda, numero 9, poi il rilancio qua non è per nessuno, è fuori misura da parte di Florio. Allora Mistretta può giocare come vuole questo pallone, poteva anche prenderlo con le mani, preferisce giocarlo con Lamen, lo fa anche con i suoi compagni di reparto, il numero 15 con Genna, con Campanella che è sceso per rilanciare un'altra volta avanti, forse con il braccio prende il pallone Pizzo che prova ad andarsene. Buongiorno, ottimo controllo, ancora Buongiorno, è arrivato il gol dell'Accademia, il primo gol, ma è tutto fermo, è alta la mano, è alto il braccio del signor Vivacqua, è fuori gioco. Aveva sbloccato il match Buongiorno, ma era tutto fermo, questione di centimetri, ma è fuori gioco. 32esimo in corso, sarà calcio di punizione per il Bagheria che se l'è vista grossa, forse la prima vera occasione dell'Accademia. Era arrivato il gol di Buongiorno, era arrivato il primo gol stagionale della formazione roverde dopo lo 0-0 in casa contro il Marsala, il 2-0 subito
dai lilibetani in trasferta nel doppio impegno di Coppa. È arrivato il primo gol, ma solamente per un attimo, perché poi dall'altra parte del campo il signor Riz ha detto che era irregolare la posizione di Buongiorno. Occhio ancora però a Rafinha, largo a destra, il numero 10 viene fermato. Ottima chiusura da parte del Bagheria, che adesso può anche ripartire in contropiede, non sarebbe una cattiva idea. Girgenti manda lontano a cercare ancora qualcuno dei suoi, tra cui proprio il numero 11 Gio. C'era anche Girgenti, allora probabilmente era il numero 4 Petrullo ad aver provato la verticale e non l'excus. Intanto il pallone è ancora per Gio, che può correre lì a destra, a una prateria. Gio cavalca la fascia di sua competenza, può puntare Centonze, sfida tra punti cardine di entrambe le formazioni. Poi Costa si accontenta di tornare da suo fratello Christian. Può giocare il Bagheria. Scalisi, controllo per il numero 8 decentrato, va dalle parti di Gio, che può insistere, ancora Gio. Scalisi è in aria, può fare quello che vuole, arriva dove c'è Girgenti, che però colpisce male. Era la grande occasione per il Bagheria, un'altra volta Girgenti, ma stavolta è impreciso, più impreciso del solito quantomeno, perché di solito da lì il numero 10 è una sentenza. Ancora 0-0. Ha avuto la grande occasione il Bagheria dopo il grande spavento di qualche minuto fa, con il gol poi annullato a Buongiorno. Stretta quindi, va dove c'è la man. Campanella si abbassa sempre, Genna si è proposto a destra, però lui torna da Centonza, che deve fare anche uno scatto per evitare che questo pallone vada dove c'è Gio. Rilancio lunghissimo, il numero 13 preventivo. Continua, Tommy! E poi Cannizzaro può addirittura giocare con il petto. Florio, Costa, ancora per Florio, ci fa vedere Petrelli, ancora Costa, chiama calma il numero 3, scambia sempre con Florio, giro palla però il Bagheria a cercare spazi, a cercare Ordonez, grande aggancio, ancora una volta da parte di Scalisi. Ha provato poi lo scambio con Ordonez, ma non è riuscito nel triangolo. Adesso occhio all'Accademia che può ripartire, ha le qualità per farlo. Secan chiamato in velocità, fermato però da Cannizzaro, che fa un'ottima grande chiusura. Avevano richiesto la posizione di fuorigioco per Secan i ragazzi del Bagheria, ma in realtà non c'era niente. Stavolta era buona la posizione dell'attaccante dell'Accademia. Ha rischiato quindi la difesa bagherese con l'ottimo intervento da difensore del portiere, che comunque il difensore è solamente un po' più estremo. Adesso occhio a Girgenti che viene colpito, viene steso da calcio di punizione, può respirare il Bagheria, che adesso si è un po' più scoperto, vuole sparigliare tutte le carte in tavolo, vuole cercare di battere in stretta, ma al tempo stesso sta subendo più azioni in velocità e i 4 davanti dell'Accademia sanno essere pericolosissimi quando chiamati in causa, quando possono fare vedere le loro principali caratteristiche proprio da velocisti. Ora occhio al rilancio, a cercare Caracappa con la testa, fa la sponda per Girgenti, tutto buono, Girgenti, anzi no, anche qua aveva fatto giocare il signor Vivacqua. Si è alzato con questi secondi di ritardo la bandierina del suo assistente, fuori gioco, 37 in corso, aveva messo dentro Girgenti, però già tutto fermo, prima ancora che potesse andare in gol il numero 10 del Bagheria, Campanella. Non era per Genna, Rafinha aveva attaccato la profondità per vie centrali e quindi Campanella qui aveva cercato di favorire la sovrapposizione di Genna, che però non può arrivare su questo pallone impreciso. 37esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo, un primo tempo scorrevole anche con pochissime interruzioni, quindi non ci aspettiamo un recupero mostre da parte del signor Vivacqua, forse solamente qualche secondo per via
delle normalissime interruzioni che possono esserci all'interno di una partita di pallone così sentita, così equilibrata. Occhio qua al pallone per Buongiorno, ceduto da un difensore del Bagheria, ovviamente in maniera involontaria. Riesce Costa a centellinare la presenza del numero 7 trapanese, poi qua si prende il calcio di punizione invece Giglio, dopo aver dato una mano in difesa ora andrà a riprendere il suo posto, credo al centro dell'attacco, perché Girgenti sta facendo più l'ala destra che la punta nel corso di questi ultimi minuti, e quindi tocca al numero 11 adesso riempire l'area di rigore. A lottare Ordonez sempre con i centrali avversari. Rilancio qua a cercare Pizzo, può uscire Cannizzaro, una frase che abbiamo detto più volte. Allora, Petrullo, ancora il 4, lo scambio di Petrullo con il suo compagno più vicino, prova adesso a essere dispenser di palloni Tommaso Petrullo, ha provato anche una conclusione nel corso dei primi minuti di gara, però sballato. Flori, controllo del capitano Ordonez, si fa vedere sempre con vivacità. Numero 9, poi qua va a lottare duro sul pallone ballariano, esterno di sinistra, la retroguardia del Bagheria, anche qui nuovo volto, con un curriculum interessante, ex Cosenza, ex Messina, non si intende, con Campanella, né Lamen né Genna. Quindi palla sempre per il Bagheria, già battuto. Petrullo prova a cercare Scalisi, falciato da Demba Mbai, che poco fa ha fatto un fallo simile. Questo è ancora più energico, più veemente, giallo quindi per il numero 8, per il fallo sull'altro numero 8, ovvero Scalisi, che adesso necessita anche di un particolare intervento da parte dello staff medico del Bagheria, rimasto a terra quindi l'ex San Giorgio Piana, uno dei nuovi volti di questa squadra che punta innanzitutto a mantenere la categoria, poi quello che verrà. Fallo giallo per Demba Mbai, che ha steso in una maniera meno veemente sicuramente, ma con lo stesso modus operandi in spaccata poco prima. Numero 10 Girgenti, proprio al limite dell'area di rigore. Adesso sarà calcio di punizione per il Bagheria appena Scalisi si riprenderà. Il colpo è stato anche importante da subire per Mattia Scalisi, anche lui comunque ex Palermo, ex Trapani, un po' come Cannizzaro, poi ha fatto esperienze in Serie D con Canicatti e Gravina, in eccellenza con Geraci, Misilmeri. L'anno scorso San Giorgio Piana è stato uno dei protagonisti della squadra di mister Chinnici, e adesso opportunità per entrambe le parti, sia per il Bagheria sia per Scalisi, di fare molto bene nel corso di questa annata. 25-26, fischia il signor Vivacqua, si può giocare, il pallone è ancora per il Bagheria, con Costa che lo può girare alle parti di Girgenti, che sembrerebbe essere tornato a ricoprire il ruolo di punta. La lotta qui forte con Caracappa che prova a rimettere in corsa Scalisi, poi attenzione a Mistretta, controlla così, chiede scusa il numero 1 alla panchina. Se il pallone fosse stato un pochettino più veloce avremmo visto un'incredibile papera da parte del numero 1, che per ora comunque ha messo a referto una grande parata sul tentativo irrasoiata di Girgenti, una respinta che non è stata definitiva, poi ci ha pensato Centonze a mettere il pallone fuori. Cronaca dei primi minuti di questo primo tempo che sta per concludersi, 42esimo in corso dei 45, ancora Girgenti molto bassa, adesso il numero 10 prova a recuperare palloni utili. Caracappa cerca di aiutarlo ma non riesce
nella sua impresa di mandare subito in velocità i suoi compagni. Comunque la palla è per il Bagheria, comunque è per lo stesso Caracappa, che credo che andrà adesso a battere, ma c'è un giocatore a terra del Bagheria. Qui è complicato anche capire chi sia degli 11 in campo di mister Tomaselli. Si è rialzato per fortuna senza particolari problemi, proprio Caracappa, che adesso non riceve palla, prova adesso a lottare con Bai, che è sempre uno dei più energici, dei più presenti a centrocampo nelle scaramucce agonistiche che si vanno generando nel corso delle partite. Occhio ancora a Girgenti, fermato con i giusti tempi da Ravazza, che poi cerca la verticale, cerca la profondità, cerca con le mani proprio Pizzo. Fallo qui su Buongiorno, che poi arriva subito a prendere la palla, spingendo, spintonando anche il suo avversario. Si genera una piccola discussione subito sedata dal signor Vivacqua. 43esimo che si chiude ora, mancano 2 minuti più recupero alla fine del primo tempo di Bagheria Accademia. Campanella, cercare ancora Ravazza, lo scambio con la parte di campo Secan, molto decentrato rispetto alla sua posizione originale. Quel cross non è preciso ed è anche uscito, e quindi palla per Cannizzaro. (0-0), quindi ancora tra Bagheria e Accademia. Costa, rilancio interessante per Giglio, che arriva a controllare, in qualche modo se ne va e poi viene trattenuto in maniera irregolare da Ravazza. Vediamo se il signor Vivacqua decide di estrarre il cartellino, perché poteva essere considerato anche come fallo tattico, però mi sa che adotta un arbitraggio più all'inglese. Qui il fischietto agrigentino non c'è, quindi giallo per Ravazza. Si lamenta forse proprio di questo Caracappa nei confronti del direttore di gara. Prende proprio il 19 adesso il pallone. Giglio ancora largo a destra, sempre pericolosissimo il numero 11. Giglio entra in aria, almeno provava a entrare. Ravazza un'altra volta con personalità entra bene, ruba palla a Giglio, ma poi sbaglia forse la cosa più facile per il passaggio per Buongiorno. Scalisi a lottare ancora Caracappa. Campanella riconsegna palla a Scalisi, colpito alle spalle da Ravazza. Non c'è niente per il signor Vivacqua. Ancora il numero 3 che si prende fallo. Sta mettendo in campo gli attributi qui numero 3 Giacomo Ravazza, protagonista di qualche intervento difensivo di primo ordine. Ecco, si è anche preso fallo qua Dembambai, va lontano a cercare Pizzo, non preciso Costa, ancora Pizzo, può uscire Cannizzaro che viene colpito, c'è fallo, carica il portiere. Speriamo anche che non si sia fatto nulla di grave qui. Cannizzaro, che è uscito un'altra volta con coraggio, è stato travolto sia dal suo compagno sia da Pizzo. Rimane a terra l'estremo difensore del Bagheria, quando siamo entrati adesso nel tempo di recupero del primo tempo della gara del comunale di Bagheria. Aspettiamo ovviamente che possa essere ripreso il gioco con il pallone tra i piedi di Cannizzaro, che dopo aver subito il colpo andrà lontano. Non c'è spazio però per battere questo calcio di punizione, almeno per vedere a cosa avrebbe portato. Finisce il primo tempo del comunale di Bagheria e ancora 0-0 tra Bagheria e Accademia Trapani. A tra pochissimo per il secondo tempo. Arriva da Girgenti, si appoggia da Ordognez, ancora Girgenti, accelera, entra nel rigore sinistro, e questa è la prima conclusione in porta della partita al minuto 5. E allora ancora sgasare Girgenti, sempre il numero 10 che sembra in gran forma. Ordognez, ancora lui in area di rigore come prima Girgenti, stavolta però rientra sul destro, deviazione, ma c'è stato un fischio. Vediamo chi va. Girgenti carica a destro, punizione a mezza altezza bruttissima, barriera piena, poi Giglio scarica il mancino, troppo centrale per Zummo di far la sponda. Qui non c'è fallo su Caracappa, la Pellegrino prende la mira
calcia però male. Africano mette dentro il pallone, Lo Bosco con la testa, aveva svettato. Ancora e sempre a cercare Petrullo, che però non gestisce bene. Allora Iezzi accelera, passa area di rigore, mette dentro, è miracolo, questo è un miracolo da parte di Cannizzaro su Fontana. Centrocampo è il 90-0-11, allora Girgenti prova a sgasare contro Cirafici. Lato corte del rigore, rientra sul destro, adesso ci entra, sì, nel rigore, aiuta Africano, poi sinistro di Giglio che va però ad uscire. Abate che va a lungo a cercare il taglio di Giglio, non arriva a destinazione il pallone e allora gestì Ordonez, poi Giglio rientra sul sinistro, Zummo risponde bene, verticale il pallone ma regalato a Pucci, gioca Mendola da Lo Bosco, lancio lungo buono per Iezzi, di rigore, esce ancora Cannizzaro a chiudergli lo specchio, ad accelerare Giglio, 1 contro 1 con Basile, rientra sul suo sinistro il numero 11 a giro e il pallone che sfiora il palo alla destra di Zummo e va sul fondo. Puleo in anticipo e Iezzi allora ha tanto spazio per offendere, accelera il numero 10, Lo Bosco prova a smarcarsi, il pallone però arriva da Serio e l'ha messa dentro il numero 11 al primo pallone toccato della sua partita. La mette dentro Jack Serio che punisce, l'avevamo detto. Passo ancora Africano, male da Pucci, Ballarino se la va a riprendere, tanto spazio per servire Girgenti, occhio perché Girgenti in area di rigore col destro, non becca lo specchio della porta però il numero 10, gli attaccanti del Bagheria. E ancora Iezzi a sgasare in questo secondo tempo, fa man bassa Lo Bosco, si riparte dal cooling break e fa 2-0 il 90-0-11, altro assist di Iezzi che l'abbiamo detto, quando si accende fa malissimo, si è acceso 2 volte in questa seconda frazione di gioco, è entrato con un'alta grinta, con un'alta testa qui Serio, ha messo a terra un pallone folle, mette dentro da Lo Bosco, si è inserito Mendola nello spazio, Serio si inventa e mette giù una palla fuori di testa, Mendola si inserisce alla grandissima alle spalle di Lo Bosco, 3-0 del Bagheria 90-0-11. Africano del pallone in gioco, mette dentro col sinistro per il colpo di testa di Mendola che fa doppietta e fa 4-0. Africano bene sul fondo col sinistro dentro e Mendola ancora con l'inserimento da dietro in area di rigore, stavolta con la testa. Mister Giuseppe Guida, al termine del ritorno dei 16esimi di Coppa Italia, al termine della sconfitta dei suoi ragazzi ai Daniel Partini Codaci, una partita molto combattuta e giocata alla pari a piene armi nel primo tempo, poi forse un calo nel secondo tempo. Insomma, l'impressione di questa squadra è che ancora una volta è una formazione che non ha mollato di un centimetro, però la partita se l'è portata a casa i Partini Codaci. È come quando fai il tiro delle coperte, la tiri da un lato, la scopri dall'altro. All'andata avevamo deciso di avere un approccio più attendista, li aspettavamo e provavamo a ripartire. Oggi, visto che avevamo una settimana in più sulle gambe, abbiamo provato a prenderli più alti e il primo tempo abbiamo avuto ragione, perché abbiamo sicuramente fatto un grandissimo primo tempo di ottimo lavoro che abbiamo fatto. Poi purtroppo il secondo tempo abbiamo preso, nel momento secondo me migliore nostro, in cui abbiamo approcciato bene anche il secondo tempo, abbiamo preso un gol su tanti errori fatti a partire dalla catena di sinistra e sulla lettura in mezzo. Lì ci siamo fatti infilare, sono stati bravissimi loro e cinici a fare gol, e sul 2-1 devo dire che la squadra un attimino ha un po' mollato. Poi il terzo gol, il rigore, è stato un regalo da parte dei nostri difensori, una palla in uscita data a loro. Fa parte del calcio. Noi all'andata l'abbiamo preparato in un modo e avevamo avuto ragione, questa volta abbiamo provato a prenderli più alti per cercare di togliergli le giocate, tant'è vero che l'unica palla che avevamo concesso fino ai 60 minuti era la palla lunga del portiere loro, quindi eravamo bravi nelle letture sulle seconde palle. Poi ripeto,
appena abbiamo avuto un piccolo calo fisico è venuta fuori sicuramente la loro intraprendenza, la loro gamba, la loro esperienza e hanno vinto meritatamente la partita. Domenica comincia il vostro campionato, comincia il campionato di eccellenza qui contro il Cuspermo, che è un'altra squadra che ritorna in questo campionato e sicuramente venderà Carapelle. Insomma, adesso avete la piena preparazione, insomma, che campionato si aspetta dai suoi? Ma noi troveremo la piena preparazione nel mese di ottobre, non prima, per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo sulle gambe. Dobbiamo essere bravi a giocare le partite senza andare mai in extra time, perché altrimenti rischiamo di avere lo stesso crollo che abbiamo avuto oggi, che la squadra sta lavorando molto e sulle gambe e non riesce ad avere un ritmo costante per 90 minuti, quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita in maniera corretta, leggere bene le varie situazioni ed essere più cinici sotto porta, perché il primo tempo, se avessimo avuto un po' più di fame, avremmo sicuramente realizzato qualche gol in più. Ripeto, rispetto all'andata dove loro ci hanno chiuso nella nostra metà campo per 15 minuti e ci hanno veramente fatto male, creando palle su palle. Oggi è stata una partita molto ma molto equilibrata e paradossalmente il 3-1 è molto bugiardo, perché ripeto, non credo che oggi, per quello che si è visto in campo, il 3-1 era corretto, però quando l'avversario vince si fanno sempre complimenti e si va avanti. Per il campionato per noi è un sogno che si è realizzato, portare una piazza come Montelepre per la prima volta in eccellenza. La affronteremo con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto, con la consapevolezza che le partite in eccellenza sono tutte difficili e al primo errore la paghi, quindi dobbiamo essere molto più attenti, molto più cinici e soprattutto ancora più squadra di quanto non siamo stati oggi. Il mister pensa bene, il Partinico-Luce va avanti, arriva agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza perché completa l'opera dopo la vittoria all'andata in casa vostra al Fazio di Terrasini, in un campo ostico contro una squadra che anche all'andata dimostrò di non mollare di un centimetro come il Montelepre. Quindi è andata avanti, mister, una grande prova dei suoi ragazzi. Che partita è stata? Ma sono state entrambe due buone partite, giocate da due squadre orgogliose, col desiderio di passare il turno. Abbiamo avuto noi qualche vantaggio rispetto a loro. Penso che entrambi cercavamo più indicazione sotto l'aspetto del campionato per capire a che punto eravamo, sia guida come colleghe, sia normale che magari ne siamo stati premiati di più, però sono state due belle partite, due belle gare giocate con un buon calcio da entrambi. Abbiamo avuto dei vantaggi, che abbiamo fatto qualche gol in più, ma anche se non lo fosse stato nessun problema. Siete una squadra completamente nuova a partire da lei, che è la prima esperienza qui, ci sono stati tanti grandi acquisti. Come si prepara il Partinico Daci al campionato di eccellenza che comincerà domenica? Perché è comunque un campionato sempre difficile, anche se avete dimostrato di essere una squadra abbastanza pronta per questo campionato. No, noi siamo una squadra tutta rinnovata, tutta nuova, non era facile assemblarla, però abbiamo avuto la fortuna, la grande collaborazione di giocatori intelligenti, giocatori di categoria che si sono calati nella nostra realtà. Il campionato, come ne sappiamo, è sempre un campionato difficile, non ci sono squadre cuscinetti, non ci sono squadre, sono tutte squadre vogliose che se la giocheranno tutte. Domenica c'è la prima in un campo difficile, ostico come il Misilmere, andremo a giocarci le nostre partite. I nostri obiettivi siamo quelli di fare un buon campionato, non abbiamo altre pretese e quindi speriamo di centrare questo obiettivo. Consideriamo che tutto è importante anche questa Coppa Italia, ci tenevamo a fare bella figura, oggi in parte l'abbiamo affrontata bene, davanti abbiamo avuto una signora squadra che sicuramente, come ho detto la settimana scorsa, dirà la sua nel campionato di eccellenza quest'anno e poi quando a questa grande squadra gli regali pure le occasioni di farti male, il gioco è fatto, perché noi tutto sommato fino al primo tempo abbiamo giocato oltre che alla pari, forse meritavamo anche qualcosa in più. Ci hanno punito con la prima conclusione in porta, con un regalo nostro. Secondo tempo, quando noi volevamo impostare il secondo tempo in una certa maniera per cercare appunto di vincere e passare il turno, abbiamo fatto un ulteriore regalo a questa squadra che, ripeto, non puoi regalare nulla, perché appena gli regali qualcosa quelli ti castigano, e quindi è stato il secondo e il terzo, e poi dico, meritatamente il Partinico ha vinto la partita e quindi va bene.
Pronti per ricominciare qui al comunale di Bagheria, rientrate in campo le due squadre, Bagheria e Accademia Trapani, che si sono equivalse nel corso del primo tempo, reti ancora bianche dopo i primi 45 minuti di gioco. Non credo ci siano stati cambi, ad occhio mi sembrano tutti gli stessi quelli che stanno giocando sia nel Bagheria sia nell'Accademia Trapani. Andiamo quindi con ricordarvi lo schieramento iniziale in campo, partendo da quello di mister Tomasello, con Cannizzaro in porta, poi i fratelli Costa in difesa assieme a Ballariano e a Florio, Petrullo davanti con Caracappa e Scalisi, e poi Girgenti, Ordonez e Giglio che continuano ad alternarsi lì davanti in attacco. Per quanto riguarda invece l'Accademia Trapani, che sta cercando di levare il pallone al Bagheria in questo momento, ce l'ha fatta ora proprio Pizzo, non c'è contatto irregolare, torna alle parti di Cannizzaro il Bagheria. Allora andiamo quindi con la formazione dell'Accademia, con Mistratti in porta, poi Genna, Lamens, Centonse e Ravazza in difesa, Campanella e Dembambai, che è anche l'unico ammonito della gara, a centrocampo, tre quarti campo con Rafinha, Pizzo e Buongiorno alle spalle di Secani. Questi gli 11 scelti nel corso della prima frazione. Per quanto riguarda mister Amoroso non vedo eventuali cambi, quindi dovrebbero essere gli stessi 22 che hanno iniziato la gara e inizierà anche la ripresa. Qua prova il lancio verso Secan, Campanella, attacco dell'Accademia che è affidato appunto a Secan, ma in questo momento mi sembra più avanzato Pizzo con il numero 19 che va a fare l'esterno, e Buongiorno che va a ricoprire il ruolo di trequartista. Proprio Buongiorno aveva fatto gol ma tutto annullato. Ora adesso occhio a Ordonez che va alle parti di Giglio, buono per Caracappa che si è infilato, ottima la spallata del suo avversario Centonse, attivo su quasi ogni pallone che è arrivato nella sua area di rigore di competenza. Rimessa per Mistretta. 0-0 appunto tra Bagheria e Accademia nel corso dei primi minuti, è un punteggio che si sta configurando anche nel corso di questa ripresa, almeno dopo i primi 2 minuti di gioco. Domenica importante per il campionato di eccellenza, è la prima della stagione regolare, non è il primo impegno ufficiale per entrambe le squadre che hanno giocato nel doppio impegno di Coppa. Il Bagheria nel derby contro il 90-011, purtroppo per i ragazzi di mister Tomasello perso nel ritorno con una sconfitta proprio qui al Comunale per 4-0, mentre l'Accademia gara contro il Marsala 0-0 ottimo comunque a Trapani, e poi è arrivata la sconfitta per 2-0 sul campo dei Lilibetani, che ha sancito l'eliminazione. Qua provava proprio Petrullo a rendere giocabile questa sfera per Giglio e continua a lottare largo a destra, lotta forse un po' troppo con Ravazza, uno degli scontri più appassionanti nel corso della prima parte di gara, quello tra Ravazza e Giglio, due ragazzi molto giovani, due ragazzi che già si stanno scornando su quella fascia. Può giocare Mistretta, andrà verso il rilancio lungo il portiere dell'Accademia, cercare sempre Secani, che adesso confermiamo si è messo proprio lì a sinistra, lasciando a Pizzo gli oneri e gli onori di essere la punta centrale dell'Accademia Trapani. Pizzo al suo esordio con la formazione euroverde in campionato. Stessa cosa vale per Rafinha. Ora occhio a questo rilancio, difesa bagherese, ma Buongiorno a cercare proprio Secan, spunta Ravazza, sempre il numero 3, lotta su di lui Caracappa e ottiene anche la rimessa. Bravo Caracappa a chiudere in maniera preventiva su Ravazza e poi anche a ottenere la rimessa laterale. A battere questa touche sarà Alessandro Costa, che oggi ha anche l'onore di giocare con suo fratello Christian e difendere il vessillo del Bagheria. Caracappa qui non fa una cosa buona dopo l'ottimo schermo precedente, qua spara il pallone nell'altra tribuna, quella non coperta del Bagheria Città delle Ville, qui allo stadio comunale proprio della città di Bagheria, ancora chiuso al pubblico. Ora, occhio a Dembambai che ha provato a inserirsi nell'area di rigore dei padroni di casa,
tocca per ultimo Ordonez e così anche per il direttore di gara può andare l'Accademia Trapani, andrà Genna, scambio con Campanella, ancora Genna che mette il pallone al centro, può uscire senza problemi Costa anche se non è preciso nel tocco di testa, mantiene il pallone buono Scalisi che poi però non riesce a tenerlo tra i piedi dopo l'arrivo di Campanella, lotta ancora tra i due centrocampisti, esce meglio Girgenti che può correre a sinistra, lo scambio con Scalisi non si chiude bene, palla sempre per il Bagheria che ha reagito a questi primi minuti dove ha interpretato meglio forse l'azione offensiva all'Accademia, ma ancora con risultati lontani dall'essere perfetti. Touche per i ragazzi maglia bianca, lo scambio tra Ballariano e Scalisi, ancora pallone buono per Rafinha, molto basso il numero 10, prova a dare una mano anche dietro ai suoi e suggestisce bene il pallone. Secan gira verso l'arrivo prepotente di Buongiorno che stava andando a prendere il posto di Rafinha che era un po' più arretrato, il portoghese ora ritorna lì a destra con Buongiorno che è partito come alla sinistra, ha fatto anche gol seppur annullato per la sua posizione di fuorigioco, adesso fa il trequartista. Ravazza, Secan, tutto buono ancora Ravazza, si sovrappone ma subentra perfettamente Caracappa che lì sta giocando davvero molto bene, soprattutto in fase di contenimento. Rilancio a cercare la corsa di Gio, Ordonez può controllare, lo fa col petto, è solo lì, largo a sinistra, prova a centrarsi col destro, trova Gio che se ne va, grande giocata, ancora Gio per Girgenti, il gol del Bagheria, è arrivato il primo squillo dei bianchi, Gigli altruista e c'è la rete di Caracappa, 1-0. Poteva andare direttamente in porta Giglio, ha preferito il passaggio, non è arrivato Girgenti, è arrivato Caracappa che sigla quindi il gol dell'1-0. Poco fa aveva osannato il suo ennesimo recupero nella metà campo avversaria dopo i copiosi interventi difensivi nella propria e adesso va addirittura a rifinire. Che giocatore Caracappa che si prende l'applauso del suo pubblico. Qua ha fatto molto Ordonez, ha fatto molto Gio con una giocata che vale il prezzo del biglietto. E Bagheria che trova quindi il primo gol in campionato. Ancora Ordonez, prova adesso sulle ali dell'entusiasmo la formazione di mister Tomasello. Girgenti fermato in calcio d'angolo, in confusione l'Accademia sul velluto. Sta giocando invece il Bagheria che deve sfruttare questo momento magico dopo il gol di Caracappa che ha sbloccato il match, ha sbloccato il campionato. La formazione nerazzurra oggi con il suo completo bianco, completo elegante, completo delle grandi occasioni per la prima di campionato che ha sbloccato grazie a Samuele Caracappa che oltre ai recuperi in tutte le zone del campo poi va anche a fare gol. Calcio d'angolo per i bianchi, pallone che arriva al centro anche se non riesce a colpirlo nessuno dei giocatori di mister Tomasello, soprattutto Capitan Florio che come sempre va a staccare, a cercare di far brillare i suoi importanti centimetri d'altezza. 54esimo, poco fa il Bagheria con Caracappa ha sbloccato il match, ora Mistretta, va lontano il numero 1, il controllo di Rafinha che prova a far valere le sue qualità, lo ferma Ballariano ma solo per un attimo. Occhio a Rafinha che adesso ha una prateria lì a destra. Rafinha, il pallone con l'esterno quasi messo al centro. Secan voleva un tentativo magari forte e secco a cercare la gamba, non solo la sua ma anche quella degli avversari, perché lì ogni deviazione può essere mortifera per il portiere. Qua Cannizzaro doveva solamente accompagnare fuori il pallone, lo fa con alacre attenzione. Ancora il numero 1, 55 sul cronometro di gara, gol di Caracappa, assist di Gio.
fallo qui non segnalato su Girgenti. Corre Ordonez che adesso è in fiducia dopo il controllo e la giocata che ha favorito il pallone al centro qui di Giglio. Un altro pallone al centro è arrivato sempre per il numero 11 che adesso si mette sulle spalle la squadra, vuole ottenere il ruolo di trascinatore di un Bagheria che l'ha confermato dopo l'ottima stagione in promozione. Adesso lo mette anche al centro del progetto e dell'attacco nel corso degli ultimi minuti. Calcio d'angolo ora per la formazione di casa che sta giocando sulle ali dell'entusiasmo. Dopo il gol di Caracappa, pallone che arriva al centro, deviazione da parte di Centonze, prova ad andare lontano Dembambai ma non riesce nella sua giocata. Poi qua c'è un fallo ai danni di Genna che fa respirare un pochettino i suoi. Accademia in difficoltà, deve cercare un guizzo come uno di quelli di Secan che adesso corre in contropiede. Secan destro che spaventa Cannizzaro ma non è abbastanza per fargli male. Rimessa per il numero 1, si lamentava Secan, voleva una deviazione avversaria che però non c'è, quindi andrà nuovamente Cannizzaro. La battuta di questa rimessa dal fondo, 56esimo in corso dei 90 previsti. La finta anche di Cannizzaro, gioca corto il pallone, con calma Costa, va da capitano Florio che prova a correre largo a sinistra alle parti di Girgenti che adesso gioca dappertutto, non ha più un ruolo fisso, così come non ce l'ha più neanche Giglio. Solo Ordonez non sembra voler cambiare più di tanto il suo riferimento. Qua proprio Giglio, imbeccato da Caracappa, sempre loro due ad essere pericolosi. Entra in aria il numero 11, Giglio ancora si accentra e va col sinistro. Potrebbe esserci stata una deviazione, è così fermato quindi da un difensore Giglio, forse proprio da Dembambai. È pericolosissimo il numero 11 quando parte in contropiede, quando si accentra, quando mette in mostra le sue qualità. Bravo anche Caracappa con un tocco solo a spianargli la strada, a costruirgli un corridoio. Adesso la palla è sempre del Bagheria, sempre dei bianchi. 57 che diventa 58 adesso. Che arriva al centro, sicurissimo in stretta, può anche far partire il contropiede, fermato in maniera intelligente da uno dei giocatori avversari. È proprio Capitan Florio che ritarda la battuta di Mistretta senza commettere fallo per permettere ai suoi compagni di reparto di rientrare. E poi anche proprio le gambe del numero 30 qua, bravo Ballariano. Provato invece il rilancio Campanella a cercare Buongiorno che è tornato largo a sinistra, forse solamente per questa azione perché Secan sembrerebbe essere tornato punta, quindi forse è ritornato al modus operandi iniziale. L'Accademia Trapani qua ha provato il tiro, invece Pizzo ha provato a farsi vedere, a trovare la prima gioia personale con la maglia dell'Accademia. C'è un cambio però. Si dirige verso bordo campo Ordonez, anche Ballariano però forse solo per dissetarsi. Esce proprio il numero 9 del Bagheria, entra il numero 33 Simone Famà. Un solo cambio, sì, un solo cambio confermato nel Bagheria, fuori Ordonez, dentro Simone Famà. Florio ancora per Cannizzaro che invocava di nuovo questo pallone. Costa, c'è la pressione di Pizzo che non rende facile il fraseggio lì dietro per il Bagheria. Ultimo tocco in questo caso da parte di Ravazza, deve contenere un Giglio al momento incontenibile. Largo a sinistra, ora vi è Girgenti con Famà che va a ricoprire il ruolo di attaccante dopo l'uscita di Ordonez.
Può giocare sempre il Bagheria, sempre con Giglio che prova a centrarsi, pericolosissimo il numero 11, pallone però uscito. Poi ha provato il tiro, non c'è un eventuale provvedimento per Giglio che a provato il sinistro, credeva di essere ancora in gioco, credeva che il pallone che ha provato a girare lì proprio sulla linea di fondo campo fosse rimasto quantomeno per una piccola porzione all'interno del terreno di gioco. Non è così, e allora ora di gioco 1-0 tra Bagheria e Accademia Trapani intorno al 53esimo, la rete di Caracappa, la prima rete in campionato del Bagheria. Rete nel derby giocato non qui, quello di andata, bensì a Monreale, campo Concadoro. 1-1 bellissimo di Giglio su calcio di punizione, poi il pareggio del Bagheria 90-0-11, poi una gara equilibratissima qua al Comunale fino a pochissimo dalla fine. È arrivato poi il 1-2 clamoroso da parte del Bagheria 90-0-11, quindi poi anche le forze mentali del Bagheria Città delle Ville sono andate calando. Riprende palla invece Petrullo, ancora a cercare Giglio, la sterzata del numero 11, Giglio ancora aspetta il momento giusto per far partire il sinistro, lo fa partire ora, non benissimo. Li sentite i dirigenti del Bagheria qua sotto la nostra postazione che avrebbero voluto una conclusione degna nel sinistro favoloso di Giglio, che dopo aver messo a referto l'assist del gol del vantaggio di Caracappa ha provato qui a fare tutto da solo. Ancora una volta Cannizzaro può uscire qua, più che andare con le manone preferisce aspettare, giocare da libero e chiudere il tentativo di Rafinha, tentativo che rimane velleitario e virtuale. Altri cambi, vediamo se per mister Tomasello oppure i primi di mister Amoroso. Credo più la seconda opzione. Dopo l'uscita di Ordonez per Famà c'è anche un cambio, ma stavolta per l'Accademia Trapani. Esce Demba Mbaye, il numero 8 viene sostituito da Sisai Keba, centrocampista per centrocampista, non cambia molto. Sisai ovviamente porta in dote una maggior freschezza fisica. Scalisi, ben pescato da Cannizzaro, sempre molto preciso nei suoi rinvii. Giglio vede Girgenti, palla che arriva al centro per Famà, deve uscire Mistretta, fa un'ottima chiusura alta il portiere dell'Accademia Trapani. Qua lo scambio ancora una volta con Campanella che rischia, Scalisi allora va a riprendere palla, tutto buono, Girgenti può andare col destro, aspetta, forse troppo il numero 10, poi arriva Petrullo, destro impreciso anche il numero 4 che dalla posizione simile, ha provato a far uscire il coniglio dal cilindro nel corso della prima frazione, qua ha provato la conclusione in maniera più netta e marcata, andando però fuori misura. 64esimo, Bagheria continua l'ottimo secondo tempo, l'ottima interpretazione che i ragazzi di mister Tomasello hanno messo in campo nel corso di questa ripresa. Accademia che con il cambio Demba Keba prova a creare qualcosa di imprevedibile a centrocampo, qua così come Secan e col velo cercava Pizzo, proprio Sisai Keba a cercare di rubare il pallone a Famà che adesso può girarlo, a giocare da punta pivot, così come piace molto a Tomasello, così come ha fatto bene Girgenti, così come ha fatto bene anche Ordonez, seppur giocando più laterale nel corso della prima parte di gara. Ravazza andrà a battere con le mani, a cercare proprio Sisai Keba che mette questo pallone al centro, Florio anticipa anche il suo portiere Cannizzaro, poi Girgenti lotta con
Genna alla fine la palla arriva, c'è Scalisi che ha un'autostrada davanti. Scalisi con l'esterno a cercare la corsa di Giglio, fermato però questo pallone da Mistretta che arriva proprio al confine della sua area di rigore, si abbassa e prende la palla, dona calma ai suoi. Scalisi aspetta il numero 8, poi ne è colpito Girgenti, ancora il numero 10 a giocare, scambiato con Petrullo, ora con Ballariano che si trova in una inedita posizione di centrocampista, sempre per Girgenti, esce Centonza anche fuori dal suo blocco originale, Ballariano prova subito il triangolo, il pallone arriva in qualche modo Ma come si fa? a Famà che davanti alla porta sbaglia un gol già fatto. C'è una deviazione però e quindi non diamo tutto il concorso di colpa al numero 33 appena entrato. Deviazione da parte dell'Accademia, calcio d'angolo quindi per il Bagheria. Non so se è Mistretto oppure un difensore che era lì in zona, anche perché da qui è una mezza impresa contarvi precisamente tutto quello che accade. 66esimo in corso, calcio d'angolo per Gio che va al centro, un giocatore dell'Accademia a terra, può giocare ancora Girgenti che colpisce male, il pallone è riciclato da Scalisi che però non ha lo spazio giusto per girarsi. Ora occhio a Rafinha che d'esterno crea una traccia per Secan. Cannizzaro con esperienza e con calma olimpica gioca avanzando anche di posizione. Cannizzaro poi ha cercato qui Giglio che però si era disinteressato del pallone, anche perché era andato un pochettino in riserva per cercare di dispiegare la sua velocità e la sua fantasia più avanti nel corso della gara. Rafinha trattenuto da Ballariano, comunque pallone ancora buono per Pizzo che vuole in corsa Secan, l'ha letto 10 minuti prima Florio che mette solo un braccio a fermare l'altro capitano in campo, ovvero Sergiu Secan. C'è un altro cambio nel frattempo, vediamo per chi. Credo per l'Accademia sono due i giocatori dalle parti dell'assistente del signor Vivacqua. Fuori Rafinha, se non vado errato, anche se ancora perde un po' di tempo prima di effettuare il cambio Rafinha. Adesso sì, arriva l'ufficialità, entra il numero 6 Ilari, fuori anche Campanella e dentro cerco di capire chi. Sembra Aguanno. Due cambi per l'Accademia, fuori Rafinha e Campanella. Fuori quindi tanta fantasia, dentro però Ilari al posto del numero 10, mentre che ha già battuto la rimessa qui Cannizzaro. Allontano. Perché il Bagheria che adesso comanda come se avesse un controller della PlayStation. Capitan Florio. Tempo confermiamo che è entrato Daguanno al posto di Campanella, centrocampista per centrocampista, mentre Ilari lo conosciamo più per essere un difensore. Probabilmente Genna va a ricoprire il ruolo di esterno alto a destra con Ilari che invece andrà a fare il terzino sulla stessa fascia. Quindi cambio tattico anche per l'Accademia. Come attaccanti effettivamente c'è solamente Cristian Ammucciato a disposizione di mister Amoroso tra le fila dei neroverdi, attualmente in panchina. Ammucciato diciamo che può ricoprire meglio il ruolo che in questo momento sta interpretando Secan. Magria che adesso continua lì a sinistra a fare male all'Accademia, ancora con Scalisi. Prova in qualche modo Gio a mantenere il possesso
Adesso l'Accademia cerca di difendere più a zona, adesso per cercare di limitare la fantasia dei giocatori offensivi del Bagheria. Florio non controlla in maniera felicissima, torna da Cannizzaro che si inventa anche un dribbling su Secan, anche se il rilancio poi non è buono. Corre proprio Genna nella nuova posizione da ala destra, al centro per Secan, forse un fuorigioco, ancora Secan si inventa qualcosa, serpentina in il rigore che però viene fermata dal primo assistente del signor Vivacqua. Era fuori gioco del capitano dell'Accademia Trapani. Mano alta del signor Vivacqua, il fischietto agrigentino che oggi sta dirigendo la gara, ricordiamo, con gli assistenti Mangiapane e Rizzo, anche loro della sezione di Agrigento. Può andare Cannizzaro, lo fa adesso con particolare potenza a cercare la corsa di Fama. Caracappa, l'autore del gol, che però sta decidendo la sfida. Giglio, che invece gli ha servito l'assist. Petrullo, ancora per Giglio, largo a destra il numero 11 che ha fatto praticamente ogni ruolo nel corso di questa gara, parlando ovviamente del fronte offensivo. Così come Gigenti all'altra parte comunque. Petrullo scambia adesso a favorire sempre Giglio che entra in area di rigore. Ancora Giglio, forse colpito. Giglio! Mistretta! Chiude il palo alla sua sinistra, grande parata del numero 1, poi viene messo in calcio d'angolo il pallone che è rimasto pericolosamente in aria. Ancora una volta Mistretta, ancora una volta Giglio però. 72esimo in corso. Bagheria avanti, ha provato a raddoppiare Giglio per chiudere una prestazione da MVP. Adesso andrà alla battuta il numero 11, pallone che arriva teso al centro. Petrullo destro, macchiato da qualche deviazione e soprattutto una cattiva esecuzione. Prova adesso Girgenti, addirittura Lamen con la testa smorza questo pallone che arriva alle parti di Mistretta e potrebbe anche pensare di andare al rilancio, e lo fa bene dalle parti di Sisei, che però non si intende con buongiorno, anzi un po' si scornano i due. E allora palla che torna al Bagheria, che sembrerebbe gestire bene il vantaggio, ma occhio che così come contro il Bagheria 90-011 nel derby, quello giocato a Monreale però in maniera anche un po' inedita, è stata una situazione simile. A terra un giocatore dell'Accademia, si tratta di Ravazza, che nel tentativo di controllare questo pallone si è fatto male. C'è un fallo nel frattempo un po' più avanti, sempre a favore dei trapanesi, già battuto i calci punizione, ma aspetta un pochettino il signor Vivacqua per capire meglio le condizioni di Ravazza. Ilaria, Daguan, i due non entrati nel corso del 68esimo. Si lamenta Pizzo per un contrasto per lui irregolare con Florio, poi ci ha provato Ilaria a spintonare un po' anche con il fisico Girgenti, che però non si smuove di un centimetro, ottiene rimessa, andrà a Scalisi. Petrullo, Florio lascia Costa che non va benissimo al rilancio, poi spunta Caracappa che è dappertutto, ancora il numero 19, falcata a destra interrotta dal autore del gol del vantaggio, poi non è preciso Ballariano, deve per forza di cose tornare da Cannizzaro, per la prima volta forse oggi sbaglia il rilancio, davvero credo che sia la prima volta, per capire anche la chirurgia di questo portiere che adesso rischia qualcosa su questo rilancio per Secan. Va lontano col destro, ancora una volta a cercare Famà da un portiere all'altro. Mistretta con il guantone destro, serve Daguan che ora svolge il ruolo di regista, lo stesso che stava ricoprendo Campanella bene nel primo tempo, forse un po' meno nel secondo, in ombra.
rispetto alla prestazione del primo. Genna, occhio perché lo spazio c'è ma deve arrivare su questo pallone, l'impresa complicata sotto la nostra postazione, facciamo un po' la radiocronaca, non ci è arrivato. Il numero 2 Alessio Genna, che è partito titolare come terzino destro, ora sta giocando più avanzato dopo l'uscita di Rafinha e la scelta di mister Amoroso di mettere in campo Ilari, che è un terzino, così come Genna. Seconda terra, non c'è nulla secondo il signor Vivacqua. Petrullo si inventa una grande giocata, allora Scalisi può andare in contropiede, fa male, largo a sinistra, fuori gioco, è alta la bandierina dell'assistente del fischietto agrigentino e allora ancora una volta Sisei che va ad andare ai parti di Ravazza. Un gioco anche Buongiorno che si accentra, va col destro, ancora Kebba, non preciso Kebba. Scontro tra due, tra Genna e Ballariano, poi c'è fallo di Pizzo che entra male su Cannizzaro, poi Florio va a prendere le difese del suo portiere ammonendo verbalmente Pizzo che reagisce a modo. Discussione però che rientra subito, la botta per Cannizzaro è stata dura perché ha avuto proprio Luca Pizzo all'altezza dello stomaco, uno scontro anche a velocità sostenuta, quindi una botta pesante nella zona in cui è arrivata e anche per la dinamica. A terra quindi il portiere del Bagheria, 1-0 per ora al Comunale. Bagheria 1, Accademia 0, rete al 54esimo, super giù, 3esimo meglio essere più precisi, di Caracas. Si rialza qui Cannizzaro. Non ci dovrebbero essere stati cambi nel corso di questa piccola pausa, quindi 3 cambi per ora fatti da mister Amoroso, fuori Campanella, Ambaia e Rafinha, praticamente il centrocampo più l'esterno destro per far entrare Kebba Sisei, Ilari e Daguanno. Un solo cambio per il Bagheria, fuori Ordonez, dentro Famà. Adesso c'è anche il secondo, fuori. Hai visto bene chi? Caracappa, autore del gol del vantaggio, sì, è il numero 19 Caracappa contro Emanuele Gallina, questo finale di gara. Fallo qui, parte del Bagheria, fuori quindi Samuele Caracappa, prestazione importante la sua, tra gli MVP sicuramente a prescindere dal gol. Iconico il momento nel quale stava proprio andando in suo recupero e poi me lo sono ritrovato dall'altra parte del campo a ribadire in rete. Schiacciare Totò! Anche questo, il talento di questi giovani calciatori. Pallone al centro, l'area in rigore, arriva poi il tentativo di sinistro di Buongiorno, palla che si perde nella via perpendicolare alla via Alcide De Gasperi, quella in cui è situato uno degli ingressi principali del campo comunale di Bagheria. Andrà quindi Cannizzaro con il destro, Ballariano si prende la responsabilità di prendere questo pallone, andare subito dalle parti di Giglio che può mettere in corsa Famà, l'idea non è male, Famà, traversa piena, sembrava un gol clamoroso, lo sarebbe stato se solo il pallone non avesse colpito la traversa, mani nei capelli per tutti i componenti della panchina del Bagheria e non solo.
All'80esimo Fama vicinissimo a raddoppiare, ancora una volta Giglio a inventare. Occhio balla. A cercare adesso Pizzo a farsi vedere, lotta con Florio, ormai due dopo essersi pizzicati sembrano essere entrati in una gara della gara dove l'uno deve prevalere sull'altro. Qua riprende palla Petrullo, bravissimo Famà a fare la sponda, allora può andare Giglio che può percorrere la fascia destra con la sua solita qualità, ancora Giglio, prova a giocare di suola, prova a mantenere il possesso, prova a farsi fare fallo, ce la fa, ancora una volta, il numero 11, ancora una volta Raffaele Giglio, uno dei migliori, se non il migliore della gara tra Bagheria e Accademia Trapani, quando siamo arrivati all'80esimo, quando abbiamo oltrepassato anche l'80esimo e adesso manca sempre meno alla fine. Bagheria che deve cercare il raddoppio per essere più sicuro nel corso di questa finale, questa parte finale di gara. Accademia che deve resistere e soprattutto deve cercare di schiacciare nella propria area di rigore il Bagheria invece per cercare di arrivare al pari. Calcio di punizione, lo vediamo. In questo momento G va alla battuta, sinistro che prova ad abbassarsi. Illusione del gol anche per chi è qui nella zona più lontana rispetto a dove ha provato ad andare Giglio, verso la porta. Sempre lui essere pericoloso. Balla, sempre un occhio qua, balla. Adesso rilancio un'altra volta dell'Accademia Trapani a cercare uno degli attaccanti, finalmente da segnalare l'ingresso di Cristian Ammucciato nell'Accademia qualche minuto fa, quindi cambia l'attaccante, corre da quella parte di campo Secan, ancora il capitano fermato da Ballariano, allora Scalisi che è dappertutto, adesso il numero 8 ancora una volta con l'esterno che è magico, Gallina riesce a anticipare l'avversario, ancora Fama, largo a sinistra, si distende il Bagheria, il 33 prova il destro, Mistretta stavolta può intervenire, complimenti anche a Francesco Mistretta perché ha davvero reso meno male il passivo oggi per l'Accademia e gli sta regalando la possibilità di lottare per un punto ancora. Secan prova a andarsene Secan, ancora in mezzo a due, Ballariano recupera palla e lotta, un'altra volta Gallina, si lamenta la man, la palla è per il Bagheria o per l'Accademia. Il signor Vivacqua indica la posizione, non ha indicato ancora la paternità di questa rimessa che è per l'Accademia, andrà quindi di là. Ammucciato, prova a girarsi, ma Ballariano è dappertutto adesso. Fallo qui di Kebba Sisei, che dopo un passaggio impreciso deve per forza ricorrere alle cattive maniere per fermare Mamà. Adesso ovviamente aspettiamo che venga battuta questa rimessa. Ricordiamo che nell'Accademia Trapani è entrato Ammucciato e ad occhio dovrebbe essere uscito, credo proprio Genna, che ha fatto l'estremo destro. Adesso Secan va a fare quel ruolo lì con Ammucciato che fa la punta, Pizzo alle sue spalle e Buongiorno largo a sinistra, ormai super offensivo ovviamente il club trapanese. Fallo qua invece commesso proprio da Ammucciato che si prende il cartellino giallo. Secondo della gara, una gara molto corretta che in questo momento siamo all'84esimo. Mancano 6 minuti alla fine più recupero, rimane a terra il giocatore bagherese che ha subito fallo, giallo ricordiamo per Ammucciato così come per Dembambai che poi è uscito nel corso dei primi minuti del secondo tempo e quindi non è più a rischio ovviamente doppia ammonizione. Nel frattempo che ovviamente
tempo passa. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento del Bagheria, molto complicato visto che sarà in caso del Licata. Accademia Trapani invece che sarà atteso dalla importante sfida contro la Don Carlo Laurini Simeone. Si è rialzato nel frattempo Florio, il capitano. Io so, magari andrà direttamente in porta perché non ha messo barriera mistretta. Un ottimo destro Florio, infatti prova a rilanciare subito verso l'area di rigore dove Fama continua a fare spalla a spalla con i difensori avversari. 85esimo che si chiude adesso, un minuto si è perso per ristabilire il giocatore del Bagheria a terra e poi per la battuta di questo calcio di punizione, quindi credo comunque che si andrà verso un recupero un pochettino più corposo rispetto al primo tempo. Qua ancora Secan, 1 contro 1, Secan ha provato il destro da fuori, Capitan Secan non ha sfidato nella sfida individuale l'altro capitano, ovvero Florio. Finisce alla sinistra il palo di Cannizzaro, questo pallone senza colpo ferito. Tutti avanti, portiere ex Palermo ed ex Trapani. Lui anche convocazioni in Lega Pro quando era tra le fila delle giovanili Granata. Accademia Trapani che ovviamente è molto legata al Trapani Calcio, che quest'anno milita nel campionato di Serie C. Noi di Sportici, soprattutto il nostro sito web, cerchiamo sempre di dare le ultime informazioni, le ultime novità sul Trapani Calcio, così come tutte le squadre siciliane, professioniste e non. Adesso spazio anche alla corsa di Girgenti, che si è un po' adombrato nel corso della parte finale di questa gara, soprattutto dopo che Ordonez è uscito e quindi mister Tomasello l'ha obbligato a giocare a sinistra senza svariare più di tanto, visto che Fama sta ricoprendo comunque bene, in maniera propositiva, il ruolo di punta. Lotta da Guan, prova a creare i presupposti per un'azione pericolosa, ma riprende palla l'altro numero 11 Giglio, che è dappertutto, così come hanno fatto vedere tanti suoi compagni nel corso di questa gara. Le giocate ancora a cercare Giglio, che arriva sul pallone, aspetta il momento giusto con Gallina, fermato, c'è comunque Petrullo, ancora il numero 4, corre al limite dell'area di rigore, adesso entra nella box nero-verde, viene fermato però senza fallo. Petrullo mantiene il pallone in campo, poi con una importante verve, uno spirito di sacrificio, il numero 6 Ilari lo manda poi lontanissimo Scalisi, che sta facendo addirittura il terzino nel corso di questa parte finale di gara. 88esimo in corso, ultimo tocco bagherese, siamo pronti all'all-in dell'Accademia con Ilari. Nel frattempo Genna è ancora in campo, quindi dobbiamo capire chi è uscito per il numero 20. Ammucciato, ha provato qui poi il rilancio il Bagheria, a cercare un'altra volta Giglio, che voleva in verticale servire il numero 10 Girgenti, ma un'altra volta è sembrato anche arrivare con un pizzico di ritardo dovuto alla stanchezza. Kevin Girgenti, un tempo di qualità, uno dei più pericolosi, se non il più pericoloso assieme a Giglio nella prima frazione, poi nella ripresa un po' meno, dopo l'uscita di Ordonez, come dicevo poco fa, si è un po' adombrato. Nel frattempo pallone per Buongiorno. C'è Genna che arriva, Secan fuori gioco proprio di Genna. Qua un lampo, il tentativo di Daguan a cercare il numero 2, che, come avevo erroneamente detto poco fa, in realtà non è uscito, bensì si è spostato a destra
centrocampo con Centonze che sta facendo il terzino sinistro, perché a prendere il posto di Ravazza è stato Ammucciato, che però fa la punta, e quindi Centonze fa il terzino sinistro per sopperire alla mancanza di Ravazza. Ora, come per Secan, controllo aereo, c'è un tocco con il braccio stavolta, però lo indica chiaramente, lo mima perfettamente il signor Vivacqua. Ancora una volta Costa, che però ovviamente aspetta. Adesso siamo al 90esimo, ha fischiato il signor Vivacqua di andare lontano. Cannizzaro a cercare i suoi riferimenti offensivi. Fragallina, Sandro Costa, cercare Cannizzaro, che col destro stavolta non va preciso, ma l'importante è andare lontano. Pallone comunque ancora percollibile, giocabile dai suoi compagni. Arriva Girgenti, si propone Ballariano in sovrapposizione, pallone per Petrullo, che si prende un importante calcio di punizione. Ha commesso fallo da Guanno. Il primo minuto di recupero è andato, non abbiamo visto quanto ha dato in più il signor Calogero Vivacqua, quindi sarà sofferenza per i tifosi del Bagheria, sarà passione per i sostenitori nerazzurri. Oggi, detto poco fa, è in completo bianco, in completo elegante il Bagheria per le occasioni importanti, per l'inizio della stagione, per l'inizio del campionato di eccellenza che ha meritato il Bagheria, che ha conquistato nel corso dell'ultima stagione. Adesso vuole partire col piede giusto. Accademia che invece non vuole farsi superare alla prima gara, dopo aver ben dimostrato di essere una delle squadre di categoria nel doppio confronto contro il Marsala, reggendo bene l'urto contro una delle corazzate di questo campionato. Bisogna essere però più cattivi, più cinici. Manca il gol ancora. Vediamo se cambierà qualcosa in questi ultimi minuti. Chiama proprio il pallone avanti Genna, che non sta più nella pelle, vuole andare lontano, quindi l'Accademia. Cannizzaro ancora una volta di testa, è l'ultimo baluardo in tutti i sensi della formazione di casa, il portiere ex Palermo e Trapani. Centonze ancora a cercare in quella parte di campo Chebba, Secan, la sponda a cercare qualcuno al centro, esce bene Florio, prova ad andare lontano poi Gallina, non ci riesce, ancora Chebba, guarda la porta, prova il destro, troppo debole, Cannizzaro si genuflette e para, e tiene lì e fa passare Secondi. Francesco Cannizzaro, protagonista oggi, non con le parate ma con le uscite, con la sua autorità in area di rigore. A terra ancora una volta Famà, lotta Girgenti invece, fa sempre per l'Accademia, che continua a giocare con intensità, vuole mettere più palloni possibili in avanti. Non è dello stesso avviso Cristian Costa, che interviene in maniera esatta. E adesso conquista anche l'aiuto di Ballariano, una rimessa laterale. Vogliono il triplice fischio, lo invocano i dirigenti del Bagheria. Vuole un'ultima occasione per sperare, per pregare, per buttare una palla in avanti l'Accademia. Ballariano con le mani. Palla ancora per il Bagheria, che guadagna metri e guadagna secondi. Tutto ancora in stallo. Ballariano alla battuta, con le mani a cercare Girgenti. Prova il tiro qui, non Girgenti bensì Famà. 94esimo in corso, manca sempre meno alla fine. Forse c'è l'ultima occasione per l'Accademia, per una beffa che avrebbe del clamoroso per il Bagheria, per un punto che varrebbe oro per l'Accademia. Va lontanissimo Mistretta a cercare Ilari, che adesso gioca pure lui avanzato, così come Genna, che va a lottare con Florio. Tiene il pallone in campo Florio solo per un attimo. Ci sarà l'ultima occasione per l'Accademia, poi Girgenti va a discutere amabilmente, per utilizzare un eufemismo, con Ilari. La panchina del Bagheria allontana ancora il pallone.
La sensazione che però sarà questa l'ultima importante occasione della gara per l'Accademia. Tutti avanti, i neroverdi, non c'è più niente da pensare, c'è solo da agire. Pallone al centro, rimane lì, esce Cannizzaro, anticipato anche da Scalisi, ma non si gioca più, finisce qui. Il Bagheri ottiene i primi punti di una stagione importante, la stagione in ritorno in eccellenza che non poteva essere più dolce di così. 1-0 ai danni dell'Accademia. Trapani decide il gol di Caracappa. Grazie a tutti per averci seguito oggi qui al Comunale di Bagheria. Grazie da Gabriele Rispetta, è tutto, e a risentirci ovviamente settimana prossima con lo spettacolo del campionato di eccellenza.